Allora amici bellini, buon martedì di lunedì, ovviamente, perché è sempre martedì e i nuovi non lo sanno, ma noi dobbiamo commentare la notizia di Dybala alla Roma perché ci riguarda. Cominciamo. Allora, come dicevo, gli amici bellini nuovi, per esempio Giuliano Galassini, che si è iscritto al canale da poco, come molti di voi, perché Napoli-Perugia è stato un momento per far arrivare nuove persone sull'azzurro fluido, sul canale YouTube sul quale siete capitati adesso anche per caso, non sanno che è sempre martedì, non fa niente. Gli amici bellini della prima ora glielo spiegheranno, gli amici bellini lasciano i like preventivi a prescindere dall'argomento del giorno, e l'argomento del giorno non può che non essere, insomma, è Dybala per colpa del Napoli. Però io l'ho spiegata bene. Perché dico è colpa del Napoli che Dybala è un argomento caldo per noi adesso? Perché il Napoli non ha voluto smentire. Io l'ho detto nel video di ieri. Nel finale del video potete andare a vederlo. Io dico: Napoli, vedi bene, smentisci la voce di Dybala, perché altrimenti si crea ancora più malumore, perché tu dici: ma come? Tra il Napoli e la Roma vince la Roma. Invece io volevo ci rifacessimo alle parole di Giuntoli, che ci ha detto: Dybala non è un nostro obiettivo, non l'abbiamo mai considerato, eccetera eccetera. Allora purtroppo le cose sono due: se il Napoli certe cose le smentisce, allora io mi devo poter aspettare la smentita. Vergognati, stai cavalcando le polemiche. No, assolutamente. Io voglio evitare delle problematiche, voglio evitare la polemica al Napoli, perché se uno ascolta Giuntoli, dice Dybala non ci è mai interessato, è fuori dai nostri parametri, e quindi uno non si crea il problema e non si crea l'aspettativa che De Laurentiis arrivi in elicottero con Dybala sulle spalle. Se invece però dopo le parole di Giuntoli i giornali insistono e parlano dell'offerta del Napoli di 6 milioni che è conseguente all'uscita di Koulibaly, e tutti quanti dicono allora adesso te lo puoi permettere, è lì che il Napoli dovrebbe intervenire e dire: no, ma noi non ce lo vogliamo permettere, non ci interessa Dybala, perché i soldi di Koulibaly li dobbiamo reinvestire in magari De Lofeo, nel nuovo difensore che potrebbe essere Kim, se ne sta parlando, Ostigar si sta allenando con noi, eccetera eccetera eccetera. Se invece c'è l'aspettativa, ecco cosa succede. Allora noi dobbiamo riflettere su una cosa. Prima di tutto vi lancio questo contributo. Almeno adesso si parla che Dybala dovrà, tra virgolette, sempre accontentarsi di 6 milioni perché le sue aspettative non possono essere coperte né da lì. L'Inter deve comunque vendere prima, la Roma non si avvicina, eccetera eccetera. Io capisco questo discorso qui. Ho sempre visto l'operazione Dybala, onestamente, come ha detto Giuntoli in conferenza, fuori portata, perché è un giocatore che come ingaggio chiedeva quello che il Napoli non voleva spendere. Mi rendo conto che adesso ce li hai, però non so se il Napoli è disposto a riversare subito l'ingaggio più alto di quest'anno, sarebbe Dybala, ad uno nuovo che non se l'è meritato con noi sul campo. Cioè l'idea della meritocrazia, no? Koulibaly, nessuno nello spogliatoio avrebbe potuto lamentarsi: però Koulibaly piglia 6, io piglio 4, faccio un esempio così. Nessuno poteva dirlo a Koulibaly. Se arriva uno nuovo, magari uno che è stato 2 o 3 anni, potrebbe dire: ma tu non hai fatto ancora niente, chi sei, te li devi meritare, eccetera eccetera. Quindi io non sono favorevolissimo a questo tipo di operazione, perché sappiamo quanto talento ha Dybala, però devi vedere quanto ti può performare anche a livello di presenze, a livello di tenuta, perché molti hanno dei dubbi sul fatto che abbia avuto un Covid lungo. Parliamo sempre De Laurentiis non lo vuole comprare, non vuole spendere. Magari De Laurentiis li vuole spendere questi soldi, magari al napoletano fa piacere Dybala, ma Dybala vuole venire al Napoli a giocarsi la qualificazione in Champions League. Dybala è brutto dire che non ha scelta, secondo me, sto dicendo una cosa brutta, però secondo me Dybala ad oggi non ha scelta, ragazzi, perché tra Napoli e Roma vinciamo sempre noi, e partiamo dal fatto che il Corriere
Allora, in questo contributo, questo era mercoledì scorso, dove giustamente Sasà del Caffè Napoli ci dice che l'offerta che veniva confermata dal Corriere dello Sport era del Napoli di 6 milioni. Allora dice Dybala, che fa? Non accetta perché voleva 10 eccetera eccetera. Se poi scopriamo che Dybala a Roma ne va a prendere 4, più poi con i bonus si arriva probabilmente a 6, noi dobbiamo fare un po' di riflessioni. Io il dubbio ce l'avevo, onestamente, e quindi io registro che il dubbio che avevo era corretto, perché non è detto. E siamo proprio nel periodo in cui i soldi non spostano necessariamente tutte le decisioni dei giocatori. Questo vale per Koulibaly, vale per Insigne, vale per Bernardeschi. Forse per Bernardeschi si guarda intorno e dice ma cappiamo cosa i soldi, non è questione di progetto. Però le prospettive, gli orizzonti azzurri sono importanti. Allora Dybala, una delle prime cose che secondo me un giocatore si chiede è quale allenatore mi va ad allenare. Tra Mourinho e Spalletti probabilmente Dybala può avere una preferenza per Mourinho, perché è un nome pazzesco, perché ha sempre questo fascino suo di comunicazione eccetera eccetera, rispetto a uno Spalletti che sicuramente è un grandissimo allenatore, ma che con certi giocatori di grande personalità, si può tornare al discorso Icardi, si può tornare al discorso di Totti, si può tornare al discorso non di Insigne ma di Mertens, è proprio in quella zona, anche in quella zona di campo, cioè proprio il sottopunta, perché ne stiamo parlando adesso, lì forse si preferisce un 4-3, nel 4-3 Dybala dove lo metti? Lo devi mettere a sinistra come esterno, o come, scusatemi, a destra come esterno di destra che rientra, il sottopunta invece adesso lo stiamo provando un po' con un ass, lo vuole fare il 4-3, quindi ci può essere questo dubbio per Dybala, meglio Mourinho o meglio Spalletti. Poi ovviamente è in fase di trattativa che uno ti deve garantire delle cose. Poi decisione sulla città, meglio Roma o meglio Napoli. Qua i giocatori possono avere dei dubbi all'inizio, poi dopo si affezionano praticamente tutti alla città, quindi non è un problema, però Roma è comunque una città che ha un fascino indiscutibile. Poi si deve parlare di Roma e Napoli squadre di calcio e i probabili progetti per il futuro, e ovviamente in questo momento sembra un po' più solida la situazione della Roma, e Dybala potrebbe aver fatto questo discorso, dice la Roma con questa presenza degli americani mi sembra, capito, progetti, stadio, certo marketing fatti in un certo modo, sembrano più, la campagna abbonamenti è stata già esaurita, noi non l'abbiamo cominciata, le magliette nuove loro ce l'hanno, noi no, insomma potrebbe anche ragionare sotto questo punto di vista. Poi quali stagioni vai ad affrontare? Il Napoli è in Champions League, la Roma è in Europa League, Dybala ha preferito l'Europa League a giocare la Champions, però poi si può pensare al futuro, e nel futuro tu dici magari la Roma in questo momento se si rinforza prende il posto del Napoli e magari può arrivare a quel quarto posto più facilmente rispetto al Napoli. Questo non lo sappiamo, dobbiamo assolutamente vederlo, però magari proprio con Dybala la Roma fa un passettino in avanti rispetto ai punti che ha fatto l'anno scorso. Questo è tutto da vedere, bisognerà capire se Zaniolo resta, insomma il resto della squadra. Però intanto in questo momento Dybala sceglie l'Europa League rispetto alla Champions, pensate un po'. Dopodiché poi ci dobbiamo mettere la clausola, non sappiamo, io non lo so e non lo sapremo mai se effettivamente il Napoli ha offerto questi 6 milioni, se nella trattativa loro volevano questa clausola, il Napoli ha detto assolutamente no, noi la clausola così bassa non la mettiamo e quindi salta per questo, se questo è stato il momento in cui, perché tu dici ma allora quale progetto la Roma, se metti la clausola di 15 milioni 15 o 20 milioni vuol dire che te ne vuoi uscire, cioè ti rilanci, usi la Roma per rilanciarti e poi appena una squadra si convince che tu sei in forma ti viene a prendere per pochi soldi. Vabbè, può essere, ma può essere anche che è un'operazione che la Roma fa alla Holland, nel senso che Holland va al Borussia Dortmund perché? Perché il Borussia accetta la clausola bassa per Holland, nel frattempo per un paio d'anni si usa Holland come se lo deve usare, fa gol a grappoli eccetera eccetera e poi si rigestisce, e questa è una scelta. Dopodiché ci sono ovviamente i diritti d'immagine, io credo che questa è sempre un punto chiave per i giocatori che devono scegliere Napoli o non Napoli, perché i diritti d'immagine con il Napoli, per quanto noi ne sappiamo, li devi cedere a De Laurentiis e poi De Laurentiis te li ridà in forma di ingaggio, ma i diritti
diritti vanno al Napoli, e questa è una cosa che non tutti i giocatori amano fare. Di conseguenza, ragazzi, al di là, io mi rendo conto, questa è una di quelle operazioni che fa star male il tifoso del Napoli, allora ci ha illuso, eccetera eccetera. Ripeto, si poteva evitare l'illusione, si poteva smentire in maniera secca, fortissima, e quindi evitare tutte queste polemiche. Non si sono evitate. Nell'operazione però in sé stesso io devo essere coerente con me stesso, e vi ho detto, se il Manchester United, che voleva Dybala 2 anni fa e lo voleva comprare, quindi spendere soldi e metterlo sotto, comprarlo dalla Juve e metterlo sotto contratto, Dybala disse di no. Se in questo momento il Manchester United preferisce puntare su Eriksen, che comunque a livello fisico, purtroppo per lui, è una scommessa vera e propria, e non punta su Dybala, che è gratis, evidentemente un paio di domande ce le dobbiamo fare. È sicuramente un'operazione che avrebbe infiammato la piazza, è un'operazione che avrebbe creato curiosità, un idolo per i tifosi, la maschera di Dybala con la maschera di Osimhen, si poteva creare una narrativa, eccetera eccetera. Il numero 10, che non è un numero 10 a Napoli, ma comunque l'Argentina, si poteva creare tutta una serie di cose che non si possono creare. Però io non mi sento di dire non abbiamo preso Dybala, malissimo, può essere pure che De Lofeu fa una stagione migliore di Dybala. Non sono sicuro che Dybala veniva a fare la differenza, per quei dubbi che abbiamo sulla sua continuità, su quante partite alla fine fa in un anno, sul fatto che ce la fanno per il Covid, eccetera eccetera. Non lo so se con Spalletti era una coppia ideale, perché a quel punto Spalletti Dybala lo devi far giocare titolare, quindi devi giocare col 4-2-3-1 sempre, quindi ti trovi dei centrocampisti in esubero che non sai dove mettere, perché Dybala lo devi mettere sotto punta. Era bello l'idea, il concetto di Osimhen, Dybala, Kvaratskhelia, mannaggia, che la colpa è dei giornalisti napoletani che lo dicono sempre sbagliato. Kvaratskhelia, Lozano o Politano dall'altra parte, mamma mia, che attacco esplosivo, dobbiamo farne a meno. Potrebbe non essere un problema. Quindi io vi dico, non è il problema che non abbiamo preso Dybala, il problema che ci dobbiamo chiedere è: possibile che la Roma ci abbia scavalcati in questo momento negli occhi di tutti i giocatori del mondo in Europa? Cioè adesso, a parità di offerte, se è vero come è vero, di fronte a un'offerta più alta a livello economico del Napoli, il giocatore sceglie la Roma rispetto al Napoli perché mettono la clausola, o perché la Roma in questo momento è più affascinante come progetto e si fidano di più, o c'è questa sensazione tra i giocatori in Europa che il Napoli sta smantellando, che perdono Insigne, e perdono Koulibaly, e perdono Mertens, e perdono Ospina, mo vado al Napoli, è tutto sulle mie spalle? Perché abbiamo anche parlato di questo, che Dybala non è necessariamente un leader, e quindi potrebbe pesare troppo la figura che è tutto su di lui, e se non vanno bene le cose Dybala ha fallito al Napoli, e alla Juve sei protetto, perché alla Juve se cadi ti danno il rigore, mentre al Napoli magari no, vieni ammonito. Guarda che tutte queste cose i giocatori ci pensano, e se non ci pensano i giocatori ci pensano i procuratori, e secondo me noi dobbiamo ragionare quadridimensionalmente, non dobbiamo essere piatti. Dybala non è venuto, ADL, non è così. Non è così, il discorso va fatto più approfondito e capire perché, e se in futuro si ripresenta il problema, cioè se ci troviamo di fronte a un giocatore dove c'è un ballottato, dove c'è un'asta, il giocatore che cosa ne pensa di Napoli? Ritorniamo alla domanda mia: ma Dybala vuole venire al Napoli? Questo è quello che nessuno si è chiesto, e ci siamo tutti concentrati sul fatto che no, il Napoli mo ce li ha i soldi, li può offrire, no, perché poi ci sta il posto per Dybala. Ci siamo fatti le domande sbagliate. Ora, tra poco credo ci sarà anche la conferenza di Giuntoli, quindi chi è arrivato a fine video, bravi, lasciate il like, e probabilmente per la conferenza di Giuntoli noi ci rivediamo domani, farò il video domani così con calma per non affollare di troppi video in un solo giorno. Però questa notizia di Dybala andava commentata. Ostigard si sta allenando e quindi tutto a posto. Aspettiamo conferme per Kim o Kim per lui, bellina questa, chi per lui. Ancora dubbi sul portiere, e poi vediamo quello che succederà, perché dobbiamo sicuramente prendere un Simeone al posto di Petagna o qualcosa del genere, perché non si può fare con Petagna, capire la situazione del portiere e risolvere i dubbi a centrocampo. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Io non mi strappo i capelli se non viene Dybala, credetemi, non me li strappo. Non aumenta da parte mia la polemica nei confronti della società perché non hanno preso manco Dybala, non aumenta. Il problema è questo:
C'era bisogno di creare questa aspettativa? Si poteva evitare questa aspettativa e evitare un'altra delusione? Forse sì. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose, credi? Sei iscritto pure a TikTok? Di più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.